Allora, qui abbiamo il plastico della famosa ferrovia che collegava Cividale a Caporetto. Esattamente, abbiamo riprodotto la linea ferroviaria che oggi non c'è più, ovvero sia rimasto qualche piccolo segnale, tipo la stazione di Stupizza o qualche altra parte dell'armamento, e abbiamo rappresentato quelli che sono i punti caratteristici che contraddistinguevano la ferrovia, ovvero sia l'abitato di Ponte San Quirino, dove il treno passava in mezzo alle case. Oggi la strada statale invece attraversa il ponte e poi segue verso l'abitato di San Pietro. Poi dopo abbiamo dovuto fare affidamento un po' sulla fantasia anche per contenere gli spazi. Abbiamo rappresentato Stupizza con la sua galleria, che sono dei punti ancora oggi facilmente individuabili, e poi dopo proseguire fino alla stazione di Susid. Questo perché Susid è una piccola località, oggi un piccolo centro abitato nei pressi di Caporetto, perché la ferrovia inizialmente nel 1916 era una ferrovia a scopo militare. Infatti era a scartamento ridotto. Bravissimo, a scartamento ridotto, e raggiungeva l'abitato di Susid, che era coperto dalla linea del fuoco. Poi dopo, terminata la guerra, nel 1921 è stata trasformata in impiego civile ed è rimasta in funzione fino al 1932, quando poi dopo è stata soppiantata dagli autobus. Ricordiamo che i binari di questa linea sono andati in Etiopia, anzi sono affondati nel Mar Rosso, per la precisione, lei lo sa? No, questa è una notizia che mi giunge nuova. Durante il periodo i binari furono tolti e mandati, pensi lei, in Abissinia, proprio per la guerra di Abissinia. Vabbè, questa è una notizia della quale la ringrazio, perché non avevamo, c'è pochissima documentazione riguardo alla linea ferroviaria Cividale-Caporetto. Ricordo che durante la prima guerra mondiale tutta la bassa friulana era stata militarizzata e anche servita da linee come questa, proprio perché servivano per approvvigionare di materiali, munizioni, armamenti, tutto quello che serviva il fronte di battaglia.